to others as you would have them do unto you. E con queste belle musiche, dopo il spazi de sigle, un buondì, un ben tornassa a ricollegarsi sempre con le nostre Radio Onde Furlane che trasmette di Udin via Volturno 29. Le belle musiche che avesse appena ascoltate, o ringrazio Ferdinando Passoni in regie, che è arrivata anche a Chiatale, di Rino Capitanata, musicista che ha sicuramente des qualità, perché le sue musiche diventano musiche terapeute. Ma questa introduzione è anche per Dios che fra due miercus l'uvarin ospite chi con piacere Rino Capitanata, musicista radio Onde Furlane con Marisa Pellizzon che in qualche maniera ha il contatto e lo porta proprio qui in Friul per fare un concerto che veramente al dà le piel d'occhie si dice, non sai benissimo in furlan, comunque si dice, ma non dai sgrisui sulle piel, queste sono le parole giuste, sgrisui, perché ci sono musiche che tocchiano le anime e le profondità, ma queste musiche le vinsi il giude anche perché voi, ha il piacere intanto di tornare a presentare, a fare sentire le voci dei giornalisti, scrittore, autrice televisive, formatrice psicospirituale, persone che ha lavorato in Rai, in Mediaset e è autrice di un'evore di libri, andà scritto 12, e l'ultimo che è stato presentato proprio da chi per prime volte in Friul, sia sabide a Trieste e domeniche a Udin, L'amore che basta. Ecco, io per le regie mi disarà se sto facendo via di ben questi libri, L'amore che basta, Giulietta Bandiera, o poi di voi dopo ve le incontrate, dopo sei state con ie per 3 dis, una sorella sotto il mio stesso cielo. Io sono un'evore contenta perché ie è tornata a Milano dove vive e per salutarla, per ringraziarla, ma anche per sentire le emozioni e che cosa ha vissuto in questa terra friulana così diversa dalla città, Milano, la metropoli. E per questo siamo collegati con Giulietta Bandiera al telefono. Pronto? Buongiorno Cristina, buongiorno a tutti. Buongiorno cara. Intanto grazie perché ti ho chiesto, veramente l'ho chiesto in punta di piedi, perché sei una donna molto impegnata, con tantissimi incontri, con diciamo un carnet pieno, perché sei ogni fine settimana e ogni giorno con degli impegni molto importanti. Volevo chiederti, era un giorno buono, oggi è un giorno buono, quindi grazie per averci dato innanzitutto una parte di te qua in Friuli, ma volevo chiederti cosa ti è rimasto di questo Friuli, di questi incontri qua con noi. Allora, veramente sono stata fortunatissima perché ho avuto come un angelo custode come te che mi ha scortata, e anche come Fedele Boffoli per Trieste, per cui la cosa che mi ha colpito di più francamente è la gente, perché è un affetto che non mi sarei mai aspettata. Normalmente io sto al nord ma sono del sud, no? E
e Milano, però a Milano non hai la percezione perché a Milano sono tutti forestieri, no? È la grande metropoli. Però quando vai nelle province estreme, insomma, eccetera, magari c'è un po' di non sospetto, ma di così indagine, no? Prima di sposare pienamente una persona e il suo messaggio. E invece ho trovato un calore che veramente non mi aspettavo, che è stato sicuramente mediato da te, ma dal fatto che si fidano di te, che ti conoscono e che tu sei quello che sei. Però, e anche me fedele, però ecco, questo mi ha veramente colpito perché mi sono sentita a casa, veramente a casa. E guarda, questo per noi è stato bello. Io sicuramente le persone che hanno partecipato, devo dire che il primo incontro sabato a Trieste al Caffè degli Specchi in Piazza Unità, quindi un caffè storico, un caffè letterario. Sicuramente però devo dire che sei stata estremamente brava a poter proseguire e a fare veramente un racconto di te, del tuo libro, dei tuoi vissuti, anche in mezzo a chiacchierio, perché ovviamente un bar, una sala Certo, di un bar sabato pomeriggio. non è di certo il luogo più adatto, però questo ha dimostrato anche quanto una persona si adatta a quello che trova, e questo per me vuol dire grande professionalità. Poi sicuramente a Udine domenica pomeriggio, dove la sala veramente era piena. È stato bellissimo, devo dire che Trieste davvero era nel mio cuore, non l'avevo mai vista e avevo preventivato di venire come turista. Era una serata di grande pioggia, siamo stati volentieri in questo bellissimo caffè, quindi chi c'era, è stato più improvvisato, però insomma l'ambiente era veramente molto affascinante, ma Udine particolarmente, insomma c'era un'audience attenta e partecipativa, e ho sentito proprio anche questa grande levatura di coscienza, per quello io mi sono spinta a fare una conferenza a Udine, diciamo di buona qualità, come dire, anche filosofica. Io anche credo di alta qualità, perché in effetti hai spaziato. Ma perché ho sentito che il pubblico era pronto ed era anche partecipativo, appunto, rispetto a questo livello anche di comunicazione molto profondo. Certo, in effetti quello che poi è emerso, che più che presentare il tuo libro, quindi quasi hai dimenticato un po' quello che era l'obiettivo, anche se nel tuo libro c'è la tua vita, c'è la tua esperienza, le tue conoscenze. Diciamo la mia vita spirituale, ci sono 22 anni di militanza, insomma, nella ricerca spirituale, oltre che poi a latere le mie vicende personali. Certo, è chiaro però che è diventato quasi un piccolo mini corso, perché poi dalle ore 18 abbiamo terminato alle 20:45 con parecchie domande anche di interventi dal pubblico. Con delle persone che sono rimaste anche senza il mio libro, ecco, mi è dispiaciuto perché veramente è un libro benedetto che porta tanto bene e porta bene soprattutto all'amore, mi dicono quelli che mi scrivono. Senti Giulietta, certo, parli dell'amore, l'amore che basta, proprio perché io l'ho letto, ho terminato il libro l'altra notte, perché ovviamente ci tenevo, ed è chiaro che quando arrivi alla fine devi rileggere, perché spesso non comprendi, sei compreso bene, perché i tuoi messaggi, il tuo linguaggio è un linguaggio profondo, e si parla anche molto di fisica quantistica, si parla di concetti che spesso non è un linguaggio comune. Però qual era il tuo intento del libro? È un libro che mi ha scritto, che non ho scritto, ma che mi ha scritto, ed è un libro che ti legge e non che tu leggi. Quindi bisogna prenderlo a piccole dosi. Qual era il tuo? Non perché sia difficile. Certo, no, assolutamente, anzi, è proprio bello perché lo possono leggere anche i ragazzi, e ognuno potrà cogliere da quello che sente, quello che arriva a lui nel suo cuore, nella sua immagine. Sì, guarda, sono molto felice, è stato un figlio, diciamo, questo mio 12° bambino, questo mio 12° libro,
è stato il più amato e lo sto seguendo come non ho seguito i precedenti, con un amore particolare di mamma quasi, perché era proprio come quando partorisci che doni al mondo tuo figlio, no? Come dire, l'ho fatto ma non è mio, ecco, Certo. e l'ho fatto proprio come dono e mi sta dando grandi soddisfazioni, essendo un figlio amato mi sta dando grandi soddisfazioni. Beh, guarda, io Perché io ci ho messo veramente tutta l'anima per scrivere questo libro, in modo che ho detto qualunque momento, insomma, a me dovesse succedere qualcosa, così ho lasciato un'eredità al mondo che è la mia semplice testimonianza rispetto a l'amore, che cos'è, come l'ho sperimentato io nella mia vita, e tutti dovrebbero secondo me farlo. E che cos'è l'amore per te, Giulietta? Che cos'è l'amore per te? L'amore, io ho imparato che è riconoscere la libertà dell'altro, la sua diversità e accoglierlo comunque. Questo non soltanto, come dire, nella relazione d'amore tra due persone, ma anche rispetto a tutto quello che abbiamo, anche i figli non sono di nostra proprietà, bisogna ricordarselo, anche le cose che facciamo, che realizziamo, le dobbiamo sempre fare per noi, ma anche per il mondo. Certo. Sempre con un occhio orizzontale a tutto, perché dobbiamo interconnetterci. Io parlo di We Age nel mio libro, adesso ne parlerò nel mio prossimo convegno al Forte di Barda ad Aosta, proprio di questo manifesto della We Age, dell'epoca del noi, che io ho coniato come termine, ma perché secondo me è l'unica speranza, quella che dopo esserci connessi telematicamente con la rete, adesso dobbiamo fare veramente una rete di cuori, Cristina. Certo, Giulietta, tu... per questo pianeta. Certo, volevo chiederti una grossa cortesia, siccome tu sai che siamo rigorosamente in diretta e che ahimè, e tu sei una grande esperta di tutto quello che è la tecnologia, avendo lavorato in Rai e Mediaset, la regia, il nostro carissimo Ferdinando, mi chiede se gentilmente, visto che sta uscendo una voce tua ovattata, o provi a spostarti da dove sei per vedere se il collegamento telefonico diventa migliore, o altrimenti se puoi chiudere, che la regia prova nuovamente a richiamarti. Ecco, io ti credo. Come volete. Sì, prova magari a spostarti, o se sei comoda dove sei, prova a chiudere che vieni richiamata. Mi sono spostata, se non mi sentite bene potete richiamarmi. No, è perfetto, in questo momento non c'è quella bene. voce, altrimenti Bene. si perde la suavità della voce angelica. Senti, hai parlato dell'amore, ma tu ami, e qui andiamo un po' in là, perché così vorrei proprio che le persone... E come? Le amo! Tu ti definisci, e lo hai detto più volte, ma con molta garbatezza, con molto rispetto, senza fanatismi, che sei un angelo terreno. Perché? Cosa succede? Io non ho visto le piume, ma ho sentito dolcezza e amore. No, dunque, questa è una cosa che dico per scherzo, perché per scherzo e anche per provocazione, perché io, facendo la giornalista da 30 anni, sono sempre stata un'informatrice, no? L'angelo è messaggero. Allora, siccome sono un po' dissidente rispetto all'informazione di Stato, che molto spesso è condizionata da logiche politiche e commerciali, allora io a un certo punto ho detto: io non faccio più un giornalista, faccio l'angelo, cioè faccio sempre l'informatrice, sempre il messaggero, ma lo faccio non mentendo più, perché a volte le logiche appunto politiche e commerciali obbligano i giornalisti a mentire, e loro lo fanno volentieri, devo dire, in Italia, perché sono molto, come dire, attaccati alle loro belle poltrone. Io non sono mai stata una di questi giornalisti, ho sempre inseguito veramente l'onestà dell'informazione, e non trovandomi a mio agio nel sistema, diciamo così, sono uscita dal sistema e ho cominciato a fare ciò che amavo in realtà. E quindi ho continuato ad informare, ma come un angelo, come un messaggero che però non ti dice una bugia per qualche fine. Certo, Giulietta, però... Io ho cominciato a scherzare, sì. Però la gente poi ha cominciato a prendermi sul serio, ed è carina, perché alle conferenze spesso dico: io sono un angelo, chi di voi lo è oltre me? E tante persone insomma ridono, alzano la mano,
cioè è diventato un bel movimento, no? Ma Dico, c'è un fatto però che siete io... angeli, fatevi sentire, perché è inutile, noi abbiamo questa percezione della realtà che è brutta, ma perché gli angeli tacciono, mentre l'altra parte, la parte distruttrice del mondo, fa molto rumore. Ecco. Giulietta, ascolta, però c'è una parte che io non posso che non definirla angelo, perché tu, dopo aver superato, e questo tu lo hai detto, quindi posso permettermi di dirlo anche di fronte a questo Sì. microfono, hai superato il cancro e lo hai superato per 3 volte e hai... Superato proprio come idea, oltre che come malattia, come idea. Perfetto, però hai deciso di continuare a portare quello che è il tuo impegno, la tua dedizione, ma soprattutto il tuo coraggio, ma anche come posso dire, il messaggio di speranza, di forza per tante altre persone ammalate di cancro, Sì. perché tu, ecco, raccontaci di questa parte, perché io credo che lì la funzione angelica, a prescindere dal Sì. termine, è importante. Sì. Cosa fai? Diciamo prima di tutto che io non posso insegnare a nessuno a guarire, perché nessuno insegna a nessuno e nessuno aiuta nessuno. Noi però dobbiamo, quando guariamo, ispirarci l'un l'altro. Possiamo essere di ispirazione per le altre persone, in questo senso sì, c'è una funzione angelica, perché l'angelo ti mostra il tuo massimo potenziale e quindi raccontare le storie di guarigione è una cosa importantissima, perché le persone possono ispirarsi. Invece purtroppo non c'è un metodo che vada bene per tutti, perché soprattutto il cancro è una malattia ad hoc, che ragiona insieme alla persona, perché la produciamo noi e in base alle nostre paure, ai nostri condizionamenti, a quanto siamo veramente liberi o quanto non lo siamo, la malattia agisce su di noi. È proprio un patto quasi profondo con la persona, con la sua anima, e al di là di un fatto ovviamente fisiologico e di un percorso terapeutico che può essere anche molto molto difficile e doloroso, però c'è un patto sempre nella persona con la sua vita, ecco, e questa malattia ne è la manifestazione. Io ho codificato, diciamo, un metodo che si chiama Oltre il cancro, 21 passi verso la salute, e che è nel mio libro precedente, che si chiama nello stesso modo Oltre il cancro, pubblicato da Sterling e Kupfer, e lì si trovano proprio i 21 passi verso la salute che non solo io ho fatto, ma che hanno fatto tantissime persone che io ho studiato, perché io ho sempre lavorato con i guariti, cioè invece di andare a intervistare i medici sono andata a intervistare i guariti, perché chi più di loro può sapere come si va oltre una malattia del genere, se sono riusciti a farlo. E poi ho scoperto curiosamente che fanno tutti le stesse cose, cioè dei lavori sulla paura, dei lavori sull'autenticità della loro vita, per dire se hanno un lavoro che non gli corrisponde l'hanno cambiato, se hanno una storia d'amore che li fa soffrire l'hanno cambiata, cioè è un modo di guarire la vita, cioè non ti concentri più sulla malattia, ma sulla vita stessa, e la malattia automaticamente reagisce a questo. Quindi chi è interessato senz'altro può andare a vedere questo libro. Guarda, ma non solo, perché essendo stato accanto a te in questi 3 giorni, veramente posso dire che mi sono sentita fortunata e soprattutto anche, è stato un incontro particolare, su questo, dobbiamo ammetterlo. E di quello... sorellanza, di immediato riconoscimento reciproco. Ecco, ma quello che ho potuto percepire, oltre alla donna come sei, coraggiosa, che ha sofferto, ha combattuto, e su questo libro, L'amore che basta, veramente parla di tutto. Esatto, per cui veramente vi suggerisco, raramente parlo o insisto nel leggere un libro, ma questo libro, come nella tua capacità di essere sintesi, di parlare per 2 ore, parlare di temi importanti, però quello che proprio emana in te è come stai in contatto con gli altri che soffrono. Telefonate, abbiamo anche vissuto insieme un attimo, purtroppo, la telefonata di comunicarti che un tuo caro amico che seguivi se n'è andato, è andato da un'altra parte. Contestualmente, ed era una delle persone diciamo che aveva lavorato meglio su se stesso,
quindi per me è stato un dolore ancora doppio, però insomma, non a caso mi è stato riferito che ha fatto veramente quella che si chiama una buona morte, che non è meno importante di una buona vita, perché muore bene chi ha vissuto bene. Certo, soprattutto per chi comprende, e questo è un tema difficile che non voglio assolutamente affrontare qui e non è lo spazio adatto, ma che molti ne parlano in molti convegni, che non esiste la morte perché non è altro Certo che una no, grande la morte è trasformazione. un'illusione ottica, la fisica ormai lo dice che è un'illusione, tuttavia abbiamo ancora bisogno di morire, di avere la percezione di morire, perché facciamo fatica a trovare il senso della nostra vita già sapendo di essere a termine, figuriamoci se pensassimo di essere infiniti. In realtà siamo biologicamente costruiti per essere infiniti, ma fino a che la coscienza non sarà pronta a una cosa del genere, ovviamente la nostra fisiologia, il nostro corpo reagirà morendo, perché non ci siamo dentro all'idea dell'eternità. Certo. Non riusciamo nemmeno a immaginarla. Spesso viviamo una vita di cui siamo insoddisfatti e l'idea che si protragga più a lungo è quasi più terrifica della morte stessa. È vero, è quindi vero. è paradossale, ma è così. È vero. Quindi questo crea una forma pensiero che ci porta ad essere ancora mortali, però ripeto non è scientifico perché nella natura niente muore, sappiamo che tutto. Però Giulietta, certo, e ti ringrazio anche per portare questi messaggi, ma vorrei anche così rubarti quasi una sorta di, come posso dirti, di incontro futuro, quindi di darmi quasi l'opportunità qui in diretta, perché molte persone e soprattutto chi ha partecipato domenica pomeriggio mi hanno chiamato e mi hanno chiesto: ma quando è possibile stare veramente una giornata in un incontro con la giornalista, con questa grande donna che ha dato grande forza? Ecco, io spero a marzo, e qui ti chiedo appunto se ce la faremo insieme veramente a portare ancora questi messaggi di speranza, messaggi di luce. Senz'altro, io so che avevamo già un mezzo impegno per il 9 che forse è saltato, quello però forse in quella circostanza 9-10 forse. Di marzo, va bene. Questo è importante perché molti mi hanno chiesto, ecco appunto. Secondo me 9-10 marzo è un buon weekend per fare qualcosa insieme. Questo è fondamentale. Abbiamo ancora qualche minuto a disposizione. Intanto, oltre a scrivere libri, oltre a essere giornalista, oltre ad aver lavorato tantissimo in Rai e in Mediaset, producendo anche delle trasmissioni molto interessanti, molto note. Producendo, ma scrivendole, perché io sono un autore televisivo, non un produttore, sono un autore, quindi scrivo i programmi. Perfetto. E per esempio quello di Angeli è proprio un tema che è stato molto importante. Ce ne vuoi parlare un attimo? Sì, io mi sono occupata di Angeli per la televisione, diciamo in epoca non sospetta, perché prima del 2000 abbiamo fatto ben 3 serie del programma Angeli con conduzione di Marco Liorni, che saluto se ci dovesse sentire, molto caro amico, e poi fa anche lì sia radio che TV ancora. Niente, fu un programma di grandissimo successo che andò su Rete 4 Italia 1, proprio negli anni prima del 2000. Noi portammo in televisione per la prima volta delle storie di angeli, di salvataggi angelici, ovviamente tutte storie vere, documentate, che avevamo trovato in giro per il mondo. Io e 2 mie colleghe molto care, Manuela Cimmino e Riga Ruti, che erano precedentemente delle DJ di Radio DJ e come me avevano la passione per gli angeli, e quindi abbiamo per la prima volta portato storie di angeli in televisione, ma veramente tanti anni fa, ma con grande amore, ed non era facile all'epoca parlare di questo. C'erano state prima di noi soltanto trasmissioni, diciamo, sui misteri fatte da grandissimi come Paola Giovetti o Mino D'Amato, ancora quando io ero proprio ragazza, e poi certo, negli anni, ricordiamo diciamo, bene, negli anni 90 abbiamo proprio parlato di angeli alla TV, e quindi abbiamo questa piccola soddisfazione di aver fatto questo lavoro, e ci
c'era anche Anna Fermi, che era la nostra segretaria di produzione. Bene, quindi veramente hai citato... Quattro donne. Quattro donne per parlare di Quattro angeli. donne hanno Anche... portato gli angeli alla televisione. Sì. Senti Giulietta, abbiamo veramente poco tempo, ma volevo ancora un incontro, come dicevo, speciale di una donna molto importante, una giornalista, una scrittrice, una donna che segue persone che soffrono, che tiene seminari a tantissimi fisici, medici, a tante persone, ma la donna Giulietta, quando entra in casa e toglie le sue vesti e si trova in contatto con la sua essenza, com'è? Cosa prova? Guarda, una giocherellona, una che balla da sola in casa, che mette la musica fortissima, cioè una che sfoga la gioia, questo sì. Io a casa mia, io ho un piccolo appartamento da divorziata a Milano, 2 stanze, un balcone, però alte, con un piano alto, e quindi è un po' un nido d'aquila, io vedo tutti ma nessuno vede me, e questa è una casa dove i miei amici adorano venire, a volte anche quando scappano di casa vengono anche qui a rifugiarsi, a volte se hanno litigato con la moglie o col marito, così, perché è una casa aperta e soprattutto dove si respira, io dico sempre come in alta montagna, anche la gente, anche gli estranei, piuttosto che so, i signori che vengono qui a aggiustarmi magari il lavandino, piuttosto che insomma i professionisti che girano qui, gli artigiani, mi dicono ma cosa c'è in questa casa? Cosa c'è di strano in questa casa? E in realtà è l'energia che io porto, la mia casa per me è uno spazio sacro, un'emanazione di me, però è uno spazio di gioia, deve essere uno spazio di vero relax e gioia, quindi è una casa anche un po' caotica, allegra, non è una cosa, una casa... Però io parlavo della tua casa interiore. E c'è della casa, oltre il me. Guardate com'è buffo, quando si chiede ad un angelo la casa interiore la voce sparisce e, e questo è il bello della diretta, le cose che accadono. Fuori come la mia dentro. Cioè, Ti chiediamo ancora se ti puoi spostare perché la tua voce in questo momento sta andando. Eccomi, mi sposto Oh, perché grazie. forse proprio nella mia casa non c'è campo in tutta la casa. Certo. Però non so se adesso mi senti. Sì, non benissimo, ma abbastanza, in chiusura proprio di questo nostro incontro che ringrazio. È la casa dei giochi, ecco, io Bene. voglio sempre che nella mia vita ci sia, almeno quando chiudo la porta di casa e anche la porta del mio cuore, come dire, sta dentro di me, che almeno lì ci sia pace e armonia e anche un po' di gioia, un po' di gioco. Certo, però noi sappiamo che tutto questo è arrivato, oltre ad averlo tu come tuo carattere, come tuo modo di essere, quindi sicuramente tu sei stata una giocherellona nella tua vita, però tu mi hai così anche raccontato, quando ci siamo così confidate le nostre vite, le nostre sensazioni, emozioni, i nostri vissuti, che tutto questo nasce dalla benedizione del riacquisire quella che viene definita la salute, lo star bene. E quindi è anche un messaggio di gioia. Sì, di gioia e di innocenza, è come la riconquista della propria innocenza. Per quello io parlo di gioco, non in senso leggero, ma nel senso che la vita comincia a essere più lieve da vivere, no? Perché non passi più, se non ti senti più colpevole, se ti senti innocente, se vivi nell'innocenza, in un'innocenza ritrovata, come dire, che non si colpevolizza più, tutto diventa più leggero, anche le cose veramente gravi le relativizzi un po', e questo è un po' il mio atteggiamento, cioè questo è stato durante la malattia ed è costantemente la mia compagnia più grande anche di fronte alle difficoltà che tutti abbiamo nella vita, il saperle contestualizzare in un senso che certamente c'è anche se non lo vediamo, che scopriremo a posteriori, ma che c'è sempre, un senso di fondo che c'è nella vita. Io in questo credo profondamente e ostinatamente. Bene, e con questo credo io veramente posso solo che ringraziarti perché il nostro spazio è terminato, ma posso dire
che sicuramente ti riavremo qui. Avrò il piacere, perché tu mi hai detto ho fatto tanta televisione ma non radio, e sarai nostra ospite. Quando tornerai qui verrai in radio seduta accanto a me, perché adesso ti ho come angelo, quindi sei trasparente. Un grazie di cuore a Giulietta Bandiera, l'amore che basta. Un grazie di cuore, a presto, e sicuramente daremo notizia di quando sarai qui con noi presente. L'amore che basta, che va oltre e che dona tanta gioia e serenità. Mandi e grazie. Ciao Cristina, Mandi. un abbraccio fortissimo a tutti. Grazie. Ciao, grazie mille di cuore. Ciao, Un grazie a tutti gli ascoltatori, a Ferdinando Passone che all'estate in regie, e se arriva a mettere in Chiemonto Cut no, nie, mi dice invece che le tassa il team, mandi a tutti chi spazi, a domani tal da spod di misdì all'isdos, mandi a tutti. Basta la salute. Ideis, propuestis, cognoscincis antichis e novis pasta ben. Un programma per cure di Cristina De Michelis. Earthling people, earthful people, earthling people, earthful people, do unto others as you would have. Onde Furlane Spot. Tu verresti di venire con me, senza fare tanti snaines, per due buoni motivi. First of all, il tuo amico granzuiador Sago Cemuziclame lo vi porta via in garanzia. Se non tu venis con me, tu puoi essere patti dal mal anche tu. Così tutti senza capire un cazzo, mentre che i budetti si dislagano in te pancia. E tu pensi che il film ha la lata finita anche sempre, sangue salvati. Donald DT Live, Pop Psychedelic Furlan, un spettacolo multimediale. Domenica